Puntata finale, gentili telespettatori di Guarda che Stella, proprio alla chiusura del Ferragosto rivignanese. Poi ritorneremo comunque con voi a partire da ottobre. Presidente Zoccolan, facciamo subito un bilancio di questa edizione. Allora guardi, il bilancio di questa edizione devo dire è veramente positivo. Dobbiamo ringraziare il tempo che ha tenuto, che ci ha permesso il sole delle serate bellissime, a parte qualche piccolissima eccezione di qualche grado un po' è calato, però devo dire che è stata veramente positiva. Senta, un'edizione ancora ulteriore spinta per dare al 2014 un Guarda che Stella ancora migliore, diciamo. Stiamo già lavorando per aumentare, per migliorare questa edizione, sì, diciamo questi ristoranti in piazza. Stiamo già studiando, visto questo è stato il quarto anno e ogni anno abbiamo cercato di migliorare, di capire cosa serve. Abbiamo già degli studi per migliorare per il prossimo anno, che sarà veramente una sorpresa il prossimo anno, che verrà un po' stravolto tutto, diciamo, questo insieme, migliorandolo. Ecco, poi va detto, con questi tempi non è così semplice organizzare questi eventi. No, devo dire che è stata dura perché visto che abbiamo fatto una politica di contenimento di prezzi, perché i prezzi, lo sa benissimo, i prezzi dei ristoranti e anche il prezzo al bar sono, diciamo, proprio al minimo, lavoriamo con che cosa lavoriamo? Lavoriamo con degli aiuti di collaboratori, di amici che si chiamano sponsor, ma sono degli amici. Gli amici silenziosi. Degli amici silenziosi, esatto. Come dice il buon Di Meo, amici silenziosi. Ecco, gli amici silenziosi, che prendo questa occasione veramente per ringraziarli tutti, che solo, diciamo, con il loro buon cuore ci danno quell'aiuto che possiamo per riuscire a fare queste cose, perché un po' la burocrazia, un po' che, diciamo, un po' tutto costa, non è facile. Senta, un'edizione 2013, va detto, molto movimentata, ma soprattutto 9 ristoranti che hanno risposto alla grande. 8 ristoranti che hanno risposto. No, abbiamo detto 9 perché ce l'ho anch'io. Che valgo per un ristorante. Va bene. 8 ristoranti che li ringrazio nuovamente, perché, diciamo, il fulcro sono loro, il punto sono loro, diciamo che l'anima di questa festa sono loro. Noi della Proloco lavoriamo, facciamo tutta la manodopera, tutta la logistica, facciamo tutto il sacrificio, la musica, facciamo tutte le pubblicità, tutto quanto, però è tutto imperniato su di loro. Se loro non fossero qua non ci sarebbe questa festa. Io spero, mi auguro che quest'anno sono 8, di aumentare o almeno di continuare con questi 8 splendidi ristoranti, e ringrazio ancora una volta, prendo l'occasione per ringraziare questi ristoratori che veramente hanno capito l'anima di questa festa, di stare insieme, tutti insieme, e portare un ristorante in piazza. Senta, si dice l'anima del commercio, però sta di fatto che questa promozione a chilometro zero significa dare l'opportunità al visitatore di conoscere ulteriormente meglio il territorio. Sì, perché in tanti non sanno magari che il ristorante da Leo, ristorante al Ferraroot no, che è super nominato, ma anche tanti altri ristoranti che sono qui, magari che fanno certi menù, che fanno certe pietanze. E qui anche per loro è una vetrina, oltre che fare una cosa per il paese, no? È una vetrina anche per loro, perché a chilometro zero trovi dei ristoranti non ottimi, ottimissimi. Allora, l'edizione 2013 è stato un ulteriore esperimento, nel 2014 cosa vediamo? Anzi, cosa vedremo? Allora, vedremo la logistica della piazza, senz'altro rivisitata, ritrovata. Vedremo qualche novità anche, diciamo, negli intrattenimenti.
Nella ristorazione sappiamo che è all'avanguardia, è al top, perciò possiamo solo aspettarci bene dalla ristorazione. Da quello che riguarda noi come Proloco, come organizzazione insieme col Comune, cercheremo di migliorare ancora e magari, perché no, col vostro aiuto, con l'aiuto di qualcun altro, riuscire a portare gente da fuori a Rivignano, perché tanta gente da fuori a Rivignano non conosce questa realtà, e spero che anche col vostro aiuto di portare fuori e espandere questa voce. Senta, la Proloco di Rivignano non finisce qua, perché comunque ci sono altre iniziative in essere. Certo, no, la Proloco di Rivignano sempre insieme con la collaborazione del Comune, e appena puliamo la piazza, smantelliamo la piazza, siamo già pronti per la Fiera dei Santi, che sembra lontana ma non è lontana, ma 2 mesi dopo, ai primi di novembre ci siamo, abbiamo settembre, ottobre, siamo già pronti per la Fiera dei Santi. La Fiera dei Santi, che quella è conosciuta perché tanti anni che c'è, è conosciuta, è, diciamo, la punta di diamante per il nostro comune, per il nostro territorio. Stiamo già lavorando e appena chiudiamo i battenti di queste serate partiamo già con la Fiera dei Santi. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante: questa non è una sagra ma è una manifestazione. Sì, questa qui per me viene volgarmente chiamata sagra, perché non per offendere le sagre, per l'amor di Dio, perché anzi le ho fatte per anni la sagra, ma qui si è voluto fare un qualche cosina un po' di diverso. Abbiamo voluto portare i ristoranti in piazza, le sedie, i tavolini tondi con le tovaglie, tutto quanto ci dà l'idea del ristorante. È quello che abbiamo voluto fare e che speriamo che venga percepita per questo. Però voglio anche dire a chi ci ascolterà che non si è costretti a venire a mangiare per venire a questo ristorante in piazza. Uno può venire anche per bere un bicchiere, per farsi una passeggiata, per ascoltare della buona musica, perché intanto, vendendo le tavole apparecchiate, hanno paura a sedersi pensando di essere costretti a mangiare. No, è libera e aperta a tutti. Chi vuole mangiare mangia, chi vuole ascoltare solo la musica ascolta la musica, chi vuole bere qualche cosa da bere, chi vuole solo passeggiare passeggia. Bene, io ringrazio il presidente Zoccolan per averci ospitato in queste ultime 2 puntate. Guarda che Stella si prende un periodo di pausa, perché come tutti dobbiamo anche noi andare in vacanza, ma non vi dimentichiamo, perché ci sarà qualcosa, ogni tanto vi rifaremo presente per quanto riguarda anche l'appuntamento della Fiera dei Santi. Non resta che augurare a tutti voi, gentili telespettatori, pensate, 87 puntate di Guarda che Stella, perché questa va a chiudersi la 2ª stagione e a ottobre iniziamo la 3ª stagione, seppur più ridotta perché a febbraio, causa elezioni, dobbiamo chiudere, ma sarà un appuntamento ancora più ricco e divertente. Noi come sempre cercheremo di mettere del nostro per personalizzare e farvi conoscere ancora meglio il territorio di Rivignano e di Teor. E come dico in questi casi, grazie come sempre per l'ascolto e a ottobre ci rivediamo. Mandi!